L'immagine di un gruppo di profughi con i giubbotti salvagente a bordo di un barcone è una delle immagini scelte da Oliviero Toscani per la nuova campagna Benetton ed è subito polemica. Contro il fotografo si scatena l'ira leghista. Il primo ad esprimersi il ministro dell'Interno Matteo Salvini con questo post su Facebook. Poi dalla base leghista l'invito a boicottare i prodotti del marchio trevigiano. Infuocata la risposta qualche ora più tardi di Toscani, ospite alla trasmissione di Radio 24 alla Zanzara. Senti, io penso che Salvini non è che sia fascista, peggio. Adesso lui ha ancora migliorato di più l'imbecillità del fascismo. Parole in pieno stile Toscani, ma la polemica non si ferma qui. Ci pensa infatti il segretario nazionale del Carroccio, Gian Antonio D'Arè, a ribadire la posizione della Lega. Questa è una pubblicità politica, spiega D'Arè. Benvenuto nell'arena d'Oliviero Toscani. Adesso, conclude il segretario veneto, ce le diamo di santa ragione. Una polemica che sta smuovendo anche l'opinione pubblica con i cittadini divisi. Le campagne di Toscani, no, chiaramente, sono sempre state arte e provocazione contemporaneamente. Io trovo che probabilmente sia più che legittimo che la mettano e non credo che sia una presa in giro dei migranti. Sicuramente è una campagna provocatoria. Lui è un provocatore, sicuramente smuove un qualcosa nella testa delle persone, perché ce l'abbiamo tanto con gli immigrati, però bisogna vedere loro la storia, il perché vengono di